io non lo so se esiste qualcosa dopo il fatto della vita, diciamo. Eh, non lo sappiamo, penso non lo sapete nemmeno voi, perché per come sono fatti i social sicuramente qualcuno di voi l'avrebbe detto, avrebbe ostentato, lo so, succede questo. Però insomma, stasera siamo fatti l'albero, mi piace pensare che qualcosa, cioè che esiste un fatto. E se esiste, tipo Diego che mercoledì pomeriggio ha finito, diciamo, il fatto di stare sulla Terra, il suo compito, i servizi che era fa sulla Terra, mo, tra tutte le cose burocratiche, pratiche e cose, mo sarà arrivato giovedì sera, venerdì mattina, là. Mm, no, cioè, pensa essere là sopra. Non so nemmeno se è là, è come tutti i disegni che avete fatto voi, le nuvole tutte bianche. E se l'ha accolto veramente Massimo Troisi e Pino Daniele, sono più introversi, secondo me nemmeno Totò Principe, cioè dopo poi si sono visti, secondo me l'ha accolto Mario Merla, cioè se lo vedi più, Mario Merla, in accademia, voglio, che dici, forse che non faccio, mangiamoci una cosa, così. Penso più così. Diego subito si avrà detto, ma Caccaccia si vede, perché poi uno comunque pensa che rimane appassionato, no? E ha detto sì, ci guarda come, ci vediamo pure la partita, qua c'è il Club Napoli, perché io non lo so se esiste, però se esiste qualcosa, cioè esiste pure un Club Napoli, perché il Club Napoli sta in tutte le parti del mondo, quindi esisterà pure un Club Napoli là. Ci guarda, dico, ci vediamo domenica sera, quello comincia alle 9 meno un quarto, laggiù, insomma noi ci vediamo verso le 8 e un quarto al centro paradiso. Cioè come sta pure il cavo centro paradiso, cioè no veramente sta solo qua, ok? Ma non c'è più. Il centro paradiso è proprio l'intestazione, diciamo, la zona, cara. Comunque se sono visti e poi gli hanno detto, guarda Diego, che tu, visto che sei arrivato da poco, fa pure passare degli sfizi, cioè, tipo puoi decidere il risultato, che i primi giorni è così, poi se l'hanno a chiagnare loro, diciamo. Ti dico che sì, 4-0 per il Napoli. Ah, vabbè, tutti i tifosi, che poi lassù per il club Napoli stanno tutti i tifosi del Napoli, che pure li conosciamo noi, so, mio padre, cioè ognuno dei tifosi suoi là. E poi ha detto, visto che proprio stai qua entro 3 giorni, può pure fare passare lo sfizio di far fare un gol alla te a qualcuno. Però non esagerare, perché per esempio se tu dici Mario Rui, non è che non fa proprio i miracoli ne può fare ancora tu, e fanno i superiori. Cioè, chi lo fa fare? Questo gol dice, beh, insegna, sì, insegna, ci sta. La mia mano così, è insegnato, Lorenzo ha segnato. Poi se ne sono andati, si sono abbracciati, perché là si può fare pezzo, non ci sono gli assembramenti, uomini fuori, e si sono aiutati a dormire, non so come fare. Non lo so, mi piaceva pensare a questa cosa, però forse è bello, eh?